molto riservato, faceva delle uscite strane di notte, quello sì, però Strani in che senso? uno che esce alle 2:30 di notte con l'auto, dove va? Cioè, non so, fa un po' strano in effetti. Così il vicino di casa descrive Riccardo Salvagno, il quarantenne dalla doppia identità, agente della polizia locale di Venezia e killer di malcontenta di mira, secondo gli inquirenti. Preoccupante, insomma, che ha il vicino assassino. Originario di Chioggia, attualmente in forza come vigile urbano al comando lagunare e in servizio anche a Mestre e zone limitrofe, era stato 3 anni in servizio alla Polizia Municipale di Padova e prima in quella di Vicenza. In passato aveva lavorato anche per una società privata di vigilanza e nel 2024 si era candidato nel Consiglio Comunale di Spinea con l'UDC, un profilo discreto lontano dai riflettori che nel quotidiano non attirava l'attenzione, dice sempre il vicino di casa. Sembrava gente normale, insomma. A inizio gennaio, 2 giorni dopo, l'assassino e i carabinieri con una scusa si erano presentati a casa di quest'altro vicino di casa al quale avevano chiesto di fornire i filmati del suo impianto di videosorveglianza. È venuto il secondo giorno i carabinieri qua, ha detto che è stato un furto, qualcosa, anche non ha detto la verità, hai capito com'è. E cercavano che cosa? Le vostre telecamere hanno chiesto? Se abbiamo telecamere, io non ce l'ho telecamere, capito com'è. Il vigile killer si era trasferito presso la casa del padre con cui viveva da diversi anni, qui al civico 43 di via Moranzani, dove adesso sono presenti soltanto alcuni dei suoi molossi, uno all'esterno a guardia del giardino. Le macchine e la moto e una barca parcheggiate all'interno della casa. Abitazione che si trova a meno di 200 metri in linea d'aria dal casolare abbandonato dove il killer si era nascosto dopo l'omicidio, di là dal Naviglio Brenta. Però non conosciamo né la vittima né chi l'ha colpito. Il killer è un vigile urbano. Abbiamo sentito, sì, Cosa ne pensate? che fa paura tutto questo, questa realtà così vicino a noi. Ne ho sentito e non conosco questo, non voglio dire robe che non lo so. Sgomento e omertà, e questo è lo stato d'animo palpabile nei 2 locali frequentati dall'assassino. È una cosa grave che è successa e quindi così lascia un po' perplessi. È un killer. Non lo so io, sono cinese, adesso sono cinese, non lo so. E lascia un po' amareggiati, insomma, su questa cosa. Confortante sapere che il killer sia stato assicurato alla giustizia, così la voce comune in paese. L'abbiano preso subito, anche questo confortante.